Sala Eracle Portoviro, siamo con l'assessore Alessia Tessarin per una serata elegantissima, col più bel strumento in assoluto che c'è nel mondo musicale. Che serata è, assessore, questa sera? Buonasera, è una serata dedicata alle donne, è la chiusura di un progetto che abbiamo curato insieme all'Andos di Rovigo e la serata si intitola D come danza e D come donna ed è appunto dedicata alla bellezza della musica, della danza e della lettura e saremo accompagnati in questa serata in tanti diversi momenti che ci allieteranno per più di un'ora. L'argomento principe in questo periodo, secondo lei queste manifestazioni possono aiutare? E ci collochiamo proprio nella settimana dedicata alla lotta alla violenza contro le donne, perché proprio il 25 ricorre la giornata internazionale. È importante parlarne, è importante far tanto rumore e noi stasera faremo tanta musica e speriamo che questo possa servire a fermare questo fenomeno dilagante che coinvolge donne di ogni età, di ogni ceto sociale e in ogni angolo del paese. Ed è una cosa che è raccapricciante. Ecco, voi siete stati come comune tra i primi ad aprire uno sportello, quindi ha un po' il termometro. Sono aumentate le richieste di aiuto o fortunatamente sono diminuite? Purtroppo anche nel 2023 ci sono state diverse richieste di aiuto, lo sportello SOS Donna è presente nel comune di Portoviro ed è sempre attivo e sempre pronto a dare una mano a tutte le donne che lo richiedono in maniera anonima, per cui l'invito che facciamo noi è: chiedete aiuto perché noi siamo qui pronti a tendervi la mano. C'è un numero di telefono per questo sportello, visto l'importanza? E io vi darei stasera il numero nazionale che è il 1522 e che deve essere utilizzato sempre in qualsiasi momento, in qualsiasi attimo della nostra vita in cui abbiamo anche soltanto paura.